E oggi siamo tornati a Cesarò perché tra poco con lo chef Marcello assisteremo alla preparazione di un piatto molto saporito. Faremo un filetto di maialino de Nebrodi ai funghi porcini. Cosa ci serve? Quali sono gli ingredienti? Allora, i funghi porcini che in questo momento sono già cucinati e il filetto di maialino. Come si procede? Si prende una padella antiaderente, si mette sul fuoco, si riscalda molto calda e si adagia il filetto di maiale in questa padella, in modo che fa la classica reazione di Maillard, cioè andiamo a sigillare il filetto per non perdere i succhi. Qui abbiamo detto che abbiamo i funghi che sono stati già preparati. Esatto. La semplicità è quella che paga, sono semplicemente dei funghi trifolati, un po' d'olio d'oliva, di quello buono, e dell'aglio, del prezzemolo, il sale, stop. Mentre prima di iniziare la preparazione di questo piatto parliamo di questo sugo perché arriva un profumo, questo è il sugo, possiamo dire, della tradizione. Assolutamente, e io non sono di queste zone, sono di Catania, però mi sono innamorato di questo sugo, cioè proprio quando lo faccio gli metto tanto ma tanto amore. Sono fortunato perché la famiglia Virzì mi dà degli ingredienti che sono veramente eccezionali ed è facile lavorare con degli ingredienti buoni. Questi sono tutti piatti che voi preparate un po' tutto l'anno, ecco, il ragù lo troviamo tutto l'anno? Sì, questo in pratica ce l'abbiamo in carta, sia i funghi porcini, sia il sugo di maialino. Tanti piatti della tradizione che magari avremo la possibilità di conoscere pian piano, che riescono ad attirare il gusto di tutti i visitatori che arrivano qui da ogni parte d'Italia, anche dall'estero. Assolutamente, io sono stato fuori a lavorare e ho portato sempre i nostri piatti anche su e sono sempre stati molto apprezzati. Allora non resta altro che preparare questo secondo e poi in chiusura mostreremo un altro secondo piatto, ma ne parleremo tra poco. Assolutamente. Vedete che già da questo lato ha fatto la prima crosticina. Ora andiamo a chiuderlo, a sigellarlo tutto il filetto. Poi lo andremo a tagliare e nella stessa padella metteremo i funghi porcini. Questi sono i nostri funghi porcini. Naturalmente di Nebrodi. Un'altra gelata. Vedete il colore che è uniforme? Come si capisce che è pronto? Ormai c'è tanta esperienza. Comunque questo passaggio qua è fatto solamente per sigillare la carne. Solamente questo, poi andremo a completare il tutto dopo. Quindi pian piano cambia colore? Assolutamente, deve cambiare colore. Chi viene a Cesarò e non gusta un piatto del genere cosa si perde? Si perde tanto, si perde tanto. Questo è l'ultimo passaggio. Non ci provate a casa con le mani, perché vi sfilate. Deve sigillare bene bene? Assolutamente. Questo è l'unico modo per mangiare la carne è gustosa e succolenta. Questo frutto di una grande esperienza, lei da quanti anni è tra i fornelli? Ma 40 anni, ne ho 63, sì, anche più di 40 anni. Ok, da questa parte ancora non è pronto, lasciamo stare un altro paio di minuti. Perché non bisogna aggiungere l'olio in questa fase? Perché non c'è bisogno, già il maialino, anche se è filetto, già è molto grasso. Se vado a mettere l'olio, lo vado a bagnare e poi significherebbe friggere la carne, invece noi non la vogliamo fritta, noi la vogliamo solamente sigillata. Ora che il filetto è pronto lo lasciamo riposare sul tagliere, in modo che se ha da perdere un po' di liquido lo perde sul tagliere. Noi nel frattempo a padella calda andiamo a prendere i nostri funghi porcini
E ora sì che mettiamo un goccio d'olio, un goccio di acqua di cottura e un po' di prezzemolino. Lo andiamo a tagliare. Se vedete, al centro è rosa, ma tutto intorno è tutto sigillato. Andiamo a fare la nostra porzione che è sempre generosa e andiamo ad adagiare il nostro filetto sui funghi porcini. Ok? Mettiamo il nostro coperchio su e lo lasciamo andare. Allora abbiamo messo i funghi, l'olio e un po' di acqua di cottura. Ora piano piano il filetto continua la sua cottura anche al centro. Con il coperchio? Esatto. Ora lo giriamo. E lo lasciamo andare qualche altro minuto. Sono trascorsi i nostri 5 minuti, alziamo il coperchio e come vedete il filetto è già pronto e cotto. Ora andiamo a impiattare. E ora facciamo una bella cascata di funghi porcini. Un po' di prezzemolino a finire. Ok, il piatto è pronto. E con questo piatto le vostre papille gustative arriveranno al settimo cielo. Amici di Bella Sicilia, stiamo continuando a preparare le delizie che prepariamo qui in hotel e vi faccio assaggiare, vi propongo uno stinco di maiale con un medaglione di purè di patate e della demi-glace di sopra. Andiamo a mettere la nostra demi-glace, anche qui un po' sul purè di patate. La demi-glace viene fatta con un lavoro molto lungo, perché in pratica si devono prendere le ossa del maiale che noi altri dissossiamo, le passiamo al forno, dopodiché dopo che a 230-240 gradi, dopodiché mettiamo il tutto in una pentola, mettiamo delle carote, della cipolla, del sedano e lasciamo andare. E questo è il risultato finale. E lo utilizziamo per completare quindi questo secondo piatto. Esatto. Un pochino di prezzemolino. Buon appetito ragazzi! Questi sono solamente alcuni dei piatti che possiamo gustare qui a Cesarò. Assolutamente, assolutamente abbiamo una carta ben fornita con le ricette di una volta, visto anche la mia età. Abbiamo le lumache, abbiamo le polpette della nonna fatte col sugo, abbiamo la trippa. Vi potete sbizzarrire i sapori di una volta, come mangiavamo tanto ma tanto tempo fa. Non bisogna dimenticare il passato. Assolutamente, fa parte della nostra tradizione e dobbiamo portarla avanti, naturalmente con un po' di innovazione. Carmelo, e il nostro piatto è pronto, lo possiamo descrivere? Assolutamente, questo è il nostro maialino dei Nebrodi ai funghi porcini. Quindi qui troviamo racchiuso il territorio, perché il cibo è cultura. Assolutamente, il cibo è cultura, il cibo è gioia, il cibo è amore. Quindi ripercorriamo le fasi che hanno portato poi alla realizzazione di questo secondo piatto. Allora, prepariamo i nostri funghi porcini trifolati, un po' d'olio d'oliva, del prezzemolo, dell'aglio, semplicità, assolutamente semplicità. Poi prendiamo il nostro filetto, lo andiamo a sigillare in modo che non perdi i succhi e poi lo tagliamo a fette e lo rimettiamo a cuocere con i funghi porcini. E questo è il risultato. Pochi minuti di cottura per completare. Sì, è un piatto che si può fare in una decina di minuti tranquillamente. Ma tu hai preparato anche qualcos'altro per noi oggi, ce lo mostri? Sì, certo. Questo è il nostro stinco di maiale con un medaglione di purè di patate
è la nostra demi-glace. E qui ci vuole tanta pazienza per prepararlo, perché la preparazione è lunga come dalla cucina tradizionale. Sì, questa è molto molto lunga, anche perché lo stinco deve marinare almeno per 48 ore e poi deve essere cucinato, ci vogliono almeno 2 ore e mezza, 3 ore di cottura a diverse temperature per far arrivare proprio la cottura al cuore dello stinco. Il tocco finale è appunto... Il tocco finale è la demi-glace che mettiamo su, fatta con le ossa del maiale, e il prezzemolino per dare un po' di colore. Qui abbiamo un sugo che è in fase di preparazione. Questo Vediamo. è il famoso sugo di maiale dei Nebrodi. A me piace lavorare come si lavorava una volta, metto le ossa e dopo che ho tolto la carne ho dissossato il maialino e metto le ossa perché danno più sapore. E noi vogliamo dare un'esperienza indimenticabile ai nostri clienti. Già venire qui sui Nebrodi a Cesarò è qualcosa di magico, affascinante con questo territorio circostante, ma poi gustare i piatti della tradizione è il valore aggiunto. Assolutamente, specialmente qui all'Hotel dei Nebrodi, noi lavoriamo così. Concludiamo questo nostro viaggio all'interno della cucina parlando di questi primi piatti, perché qui abbiamo 2 eccellenze, abbiamo i maccheroni e poi le tagliatelle. Questa è una chicca perché è una pasta artigianale che facciamo noi e ha dei tempi di cottura abbastanza lunghi, 12 minuti, 6 minuti. Questa è la pasta ideale per questo sugo? I maccheroni, la morte sua è quella del sugo di maiale, invece le nostre tagliatelle le facciamo con i funghi porcini. E allora a noi non resta altro che gustare tutte queste bontà che tu hai preparato con tanta passione, perché questo forse è l'ingrediente principale, ci vuole amore e passione per quello che si fa. Sono le doti necessarie per poter cucinare e poter dire di essere un cuoco, uno chef, perché se non hai la passione non puoi cucinare con amore. Marcello, noi torneremo presto a trovarti perché sappiamo che tu prepari da tanti anni tante altre specialità, tanti altri piatti della tradizione con le ricette antiche, un po' poi rivisitate. Sì, io vi aspetto. Quali sono? Ecco, dacci qualche idea già di quali sono le altre ricette che magari prossimamente ci potrai mostrare. Allora, le polpettine della nonna, fatte come si facevano una volta, a cottura molto ma molto lenta, e lavorate con latte, in modo che la polpetta viene veramente morbida. Le nostre lumache, che compriamo e poi spurghiamo direttamente noi e poi facciamo con il pomodoro, le patate, le quaglie fatte arrosto, marinate e poi arrostite. Abbiamo tanti piatti che vale la pena di venire ad assaggiarli. Intanto noi oggi assaggiamo queste bontà, il nostro viaggio continua qui a Cesarò. Grazie per averci fatto entrare nella tua cucina e averci mostrato il tuo amore per questi piatti e la tradizione. Salutiamo tutti gli amici e presto torneremo a trovarti. Grazie. Giusy, e allora noi abbiamo visto la preparazione di questi piatti, voi avete deciso di investire su questo borgo Cesarò, avete riportato in vita una struttura chiusa per tanti anni e avete deciso di portare avanti anche l'attività ristorativa. Sì, abbiamo deciso di continuare la tradizione culinaria del nostro territorio. Avete visto alcuni dei nostri piatti, tutti quanti sono preparati con materie prime della nostra terra e qua potete vedere appunto la pasta fresca, tagliatelle e maccheroni fatti da noi, e un antipasto di formaggi e salumi, più altre piccole preparazioni, caponata, olive nostre del nostro oliveto. E poi abbiamo un filetto di suino ai funghi porcini, il suino nero nostro dei Nebrodi e i funghi porcini dei nostri boschi, dei boschi Nebrodi. Poi abbiamo lo stinco di suino nero preparato in vari modi e comunque sempre in maniera semplice, tradizione antica, sia per le materie prime sia nella modalità di preparazione e diciamo nel complesso. Ecco, il piatto rispecchia tutto quello che diciamo ci tramandano i nostri avi nel territorio dei Nebrodi. La scelta di riportare in vita questo luogo che si trova proprio nel centro storico di Cesarò è stata una scelta impegnativa, coraggiosa, ma fatta con tanto amore.
Sì, è stata una scelta impegnativa, non fatta a cuor leggero, però poi alla fine quello che diciamo la marcia in più, l'elemento decisivo è stata la passione e l'attaccamento al nostro paese, al nostro territorio. Abbiamo scommesso. Non sappiamo come va, ce la mettiamo tutta per farla andare, in ogni caso ci abbiamo provato e quindi io credo che fare qualcosa sia meglio dell'immobilismo, speriamo che vada bene. Chi viene qui può mangiare bene, ma soprattutto può ammirare lo scenario già affacciandosi dalle finestre di questa struttura. Sì, dalle finestre della nostra struttura abbiamo tutta la valle, a sinistra possiamo ammirare l'Etna, alle nostre spalle abbiamo il rudere del Castello Colonna con annessa chiesetta del Rosario, quindi paesaggi belli, estesi, abbiamo i nostri boschi a distanze ravvicinatissime, il Bosco Fitto inizia a circa 1 chilometro da noi e quindi insomma si può spaziare nell'aria aperta, nella natura e gustando ogni tanto i nostri cibi pure. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile tra buon cibo, e natura, e territorio e cultura. Certo, anche la nostra cultura, non dimentichiamo appunto che chi viene qui può visitare le nostre chiese, il castello che ho citato prima, il Cristo Signore della Montagna e anche insomma fare delle passeggiate per le vie del centro storico dove si possono incontrare appunto dei vecchietti che possono raccontare gli aneddoti, possono raccontare appunto dei fatti trascorsi. In ogni caso una delle nostre caratteristiche è l'accoglienza, non solo da parte nostra, ma anche insomma in tutto il paese. Siamo in genere ospitali, generosi e sempre pronti ad accogliere a braccia aperte chiunque voglia venire a trovarci.